Un marito e 3 figli, una biologica, uno adottato, uno affidatario. È la famiglia veneta doc di Francesca Benciolini, assessore del comune di Padova nella giunta guidata da Sergio Giordani, che la diversità del colore della pelle dei suoi figli la considera una grande ricchezza. I suoi figli non sono tutti bianchi. No, non sono tutti bianchi, ma questa è proprio una famiglia, come ce ne sono tante in Veneto, in Italia, in giro per il mondo. Oggi siamo appunto mescolati, le famiglie sono varie e ognuno di noi vive la sua esperienza e le persone sono persone a prescindere dal colore della pelle, anzi nella bellezza di una varietà che è anche diversità di colore di pelle. Orgogliosa della mia famiglia veneta di tutti i colori, ribadisce l'assessore Benciolini, che così spiega la sua reazione, senza mai citarlo, alle dichiarazioni del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Gio Formaggio, che nel corso di Focus, l'approfondimento condotto su Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, condotto dal direttore Luigi Baccialli, ha ribadito con forza: voglio vedere la maggioranza dei cittadini veneti che hanno la pelle bianca. Le dichiarazioni del consigliere regionale Gio Formaggio sono distanti da quella che è la sua realtà. Beh, la mia realtà, ma credo anche dalla realtà di un Veneto che è da millenni in contatto con le culture di tutto il Mediterraneo, di tutto il Nord Europa, dell'Asia, nel senso che siamo una terra che ha ricevuto e ha dato continuamente contatti. Abbiamo un'università che ci ha portato sul territorio persone della cultura di tutti i mondi, da quello arabo a quello dell'Europa. Abbiamo il commercio, Venezia era era una città in contatto con il mondo di allora e anche oggi è luogo di incontro e di incroci, e questo è il Veneto, è inutile negarlo. Se non coltiviamo il senso di appartenenza nelle persone che abitano, vivono, fanno la nostra comunità, come pensiamo di creare coesione sociale, benessere e felicità? Spiega Benciolini, che conclude: Pensare che il colore della pelle sia ancora un problema è una discriminante. Siamo a 60 anni dal famoso discorso I Have a Dream di Martin Luther King e ancora stiamo a guardare il colore della pelle e a decidere se questo è un elemento che distingue e fa migliori le persone. Credo che sia veramente una lontananza abissale rispetto alla realtà, e da una persona che governa e che amministra ci aspettiamo, se non altro, un piano di realtà.